Sulle cartine la regione si chiama Veneto, ma se si parla di lavoro diventa il cuore pulsante del cosiddetto Nord-Est. Siamo diretti proprio nel Nord-Est, alla Unox, un'azienda che produce forni professionali e ai primi posti in un mercato competitivo internazionale e proprio dall'estero trae il 90% del fatturato. Fatturato che tra il 2007 e il 2013 è raddoppiato, dopo che l'azienda ha capito che era necessario ripensare sia la produzione che la vendita. Non solo cambiare, accrescere il valore del prodotto, ma farlo in modo visibile per chi compra. Dopo gli inizi, quando il prodotto era molto semplice, Unox passa a diversificare, quindi aumentano i volumi ma anche l'offerta. A quel punto che problema bisogna affrontare? Rivedere l'intero sistema produttivo, mettere in primo piano il processo che genera valore per il cliente e eliminare tutto quello che costa e non aggiunge valore al cliente stesso. Voi cambiate dall'interno tutta la produzione, il modo di fare i vostri forni, per voi questo ha un grande valore, però il cliente finale se ne accorge? Ci rendiamo conto che i nostri clienti sono convinti di aver comprato un buon forno a un prezzo giusto ma nulla di speciale. Vedono un po' qualità-prezzo. Esattamente, vedono un po' il denominatore basso più che la qualità alta. Poi il termine qualità-prezzo non traduce il concetto di value for money, che vuol dire dare valore al cliente, quello che gli dai e il ritorno dell'investimento che gli garantisci. Che strategia avete deciso di adottare per far arrivare al cliente l'informazione sul valore del vostro prodotto che fino a quel momento non arrivava tanto bene? La scelta è stata quella di dare a tutti i nostri clienti potenziali l'opportunità di provare un forno Unox all'interno della propria cucina prima di impegnarsi nell'investimento. Dove prima c'erano diverse persone, diverse interfacce tra il cliente e Unox, marketing, vendita, assistenza, si mette una persona sola, che è sì un tramite verso l'azienda, ma allo stesso tempo è un collega di chi usa questi forni. Il rapporto tra i clienti e questa figura diventa più chiaro e diretto, sia sul piano professionale che su quello umano. È così che Unox reinventa i ruoli aziendali. Normalmente arriva un venditore, invece nel vostro caso cosa succede? Uno chef professionista arriverà in questo ristorante, arriverà con un forno Unox, lo porterà all'interno della cucina, lavorerà con lo chef, con i suoi ingredienti, sul suo menù, per andare a trovare la miglior soluzione all'interno della nostra gamma prodotti per quello specifico ristorante. Per Unox il punto sta nel ripensare i ruoli aziendali classici. Il marketing, le vendite e l'assistenza, che prima erano rappresentati da altrettante persone, vengono gestiti da una figura nuova, una persona sola, che nasce come cuoco e quindi parla la lingua del cliente, ma per così dire anche quella del forno.